Continuiamo con la presentazione dei candidati, ultime liste. Qui con me ho Carlo Rigon, capolista per la circoscrizione di Vicenza della lista Veneto del Fare, a sostegno di Flavio Tosi, candidato alla presidenza della Regione Veneto. Veneto del Fare è una lista civica composta da chi? È una lista composta sostanzialmente da esponenti di categorie economiche, da amministratori locali, da persone che comunque hanno un rapporto con la concretezza della loro azione in campo sia privato che amministrativo, che si traduce appunto in quello che è lo slogan e il leitmotiv, il Veneto del fare, e soprattutto il fare, che è la parola d'ordine che troppo spesso forse in politica si perde come riferimento, come punto di... Però a parole tutti parlano di fare. Qual è la differenza tra parlare di fare e fare, il fare? Ma per chi viene da esperienze amministrative, come alcuni componenti della nostra lista, la concretezza della loro azione è testimoniata dall'attività che quotidianamente svolgono e che i reciproci cittadini possono valutare. Per chi invece lavora nel mondo delle professioni, dell'imprenditoria, del lavoro in generale, anche lì è una sfida che comunque quotidianamente uno è portato a dimostrare, insomma, e quindi tradurre in politica questo tipo di impegno è sicuramente uno stimolo quanto mai utile e indispensabile e dà un indirizzo ben preciso a quella che vuole essere l'attività amministrativa. In riferimento alla scelta non tanto sua personale, che lei appunto ha dei trascorsi in Lega Nord molto recenti e poi entreremo nel merito, però Veneto del Fare, il riferimento a Flavio Tosi come fare più forse come sindaco di Verona che come membro per tanti anni anche del direttivo della Lega Nord? Certo, l'attività amministrativa di Flavio è un po' il suo biglietto da visita, quindi sostanzialmente se lui a Verona può contare su un consenso molto ampio, ribadito anche un paio d'anni fa in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale, a prescindere dalle forze politiche tradizionali, perché il grosso del suo consenso è fondato sulle liste civiche, significa che ha saputo convincere con i fatti concreti delle sue capacità amministrative i suoi concittadini, e il nostro auspicio è quello che riesca a convincere anche gli elettori del Veneto. Lei, dicevo prima, Carlo Rigon, se non sbaglio, militante della Lega Nord, addirittura segretario provinciale di Vicenza? No, sono stato segretario della sezione di Vicenza, poi facevo parte del direttivo provinciale. Ecco, ha lasciato la Lega? Sì, per forza. Per forza, perché ovviamente a un certo punto si è creato questo bivio e di fronte a questo bivio tutti abbiamo dovuto compiere delle scelte. Alcuni amici con i quali permangono dei rapporti comunque di stima personale hanno scelto di rimanere all'interno della Lega. Io ho scelto di seguire Flavio Tosi in questo percorso perché ritengo che abbia una visione in prospettiva molto più lungimirante di quella che ha attualmente la Lega. Però se la visione lungimirante di Flavio Tosi, se la visione di Flavio Tosi è più lungimirante di quella della Lega, perché lo strappo si è consumato solo adesso, nel momento in cui sul piatto c'era la questione delle elezioni e non era maturato prima? Cioè, quello che voglio sapere io è perché hanno litigato Salvini, Tosi e Zaia, oppure prima o poi ci sarebbe stata una diaspora di una porzione di Lega che non si ritrovava più, magari in quelle che erano i dettami del movimento, non lo so, cioè che cosa è successo negli anni all'interno della Lega Nord, se è successo qualcosa, perché c'è anche una storia, dobbiamo dirlo, insomma anche Tosi ha fatto degli allontanamenti, uso questo termine, lo stesso Comencini, insomma tanto tempo fa era stato allontanato, c'è una sorta di storia che si ripete all'interno del Carroccio. Sì, perché purtroppo a volte prevale la visione un po' personalistica del movimento e quindi del decido io e comando io rispetto a quella strategica di una prospettiva politica di lungo termine. Quello che Flavio Tosi ha iniziato come percorso già con la sua fondazione 1 anno e mezzo fa era un percorso volto a ricreare un centrodestra che potesse essere una forza di governo nazionale. Ed era un percorso comunque quindi che andava innanzitutto oltre la Lega, che aveva condiviso dalla Lega? Condiviso da chi era il segretario federale della Lega di allora, mi riferisco a Maroni, e comunque senza che fosse mai stato messo in discussione come scelta, come percorso, fino a 2 mesi fa sostanzialmente, quando improvvisamente è arrivato un out-out.
o la Fondazione o la Lega. È ovvio che in una situazione di quel genere, quando una persona ci ha messo la faccia, ci ha investito la propria credibilità personale e ha iniziato anche ad ampliare il proprio consenso costituendo più di 60 circoli provinciali in giro per l'Italia, quindi coprendo più di metà del territorio nazionale, chiedergli di fare un passo indietro e di rinunciare a tutto era una proposta volutamente inaccettabile. State mettendo le basi per un nuovo partito? Stiamo mettendo le basi per per dare un'identità unica ad un'area politica sostanzialmente. Anche nella nostra lista sono confluiti gli apporti di tutta una serie di rivoli, chiamiamoli così, del mondo del centrodestra, dai liberali, da Fare per fermare il declino, da tutte forze politiche minori che stanno vedendo in questo progetto la casa comune che può consentire di costruire un'alternativa di centrodestra che finalmente chiuda con il berlusconismo e che possa essere un'alternativa di governo credibile. Lei fa un riferimento alla casa comune, mi viene in mente la Casa delle Libertà, si ricorda? Vabbè, ma quella era un'altra casa, ce ne sono tante di case. Per quanto riguarda invece il suo impegno, lei circoscrizione Vicenza, consigliere regionale, perché questa candidatura e quali sono gli obiettivi che lei vuole conseguire? È la prima volta che prova in regione? In regione sì, è la prima volta che sono candidato e ho accettato di buon grado questa scelta, anche perché innanzitutto per testimoniare la vicinanza a Flavio Tosi e la condivisione del suo progetto, ma anche perché vengo da un'esperienza professionale, io sono un libero professionista, un architetto nella fattispecie, che coinvolge specificatamente quelli che sono i campi di azione della Regione, perché la Regione, non dimentichiamo, che ha competenze in materia urbanistica e di gestione del territorio. Piano casa? Ad esempio Piano Casa è uno dei tanti spezzoni, però parliamo spesso di cementificazione del territorio, parliamo spesso di sviluppo sregolato, di necessità di restituire... Di alta velocità? Anche di alta velocità, anche di infrastrutture, cioè i temi caldi sono molti, per cui ritengo che in Regione più che in qualunque altro posto abbia delle competenze da poter mettere a disposizione. Su questi temi si può trovare la quadratura, chiamiamola così, salvare l'ambiente, rispettare l'ambiente, impattare meno e rispondere a quelle che sono le necessità di mobilità? Ma più che si può si deve sostanzialmente, perché il deficit infrastrutturale della Regione è un problema che si trascina da una vita. Abbiamo visto adesso di recente avviarsi dei procedimenti, parlo ad esempio della Pedemontana, e adesso si è di nuovo arenato il discorso del prolungamento a nord della Valdastico, ma anche quella resta una priorità, e se andiamo a guardare sono temi che sono sul piatto da almeno 30 anni. Non si può dare delle risposte a determinate richieste del territorio con dei tempi così allungati. È improponibile, anche perché nel frattempo poi gli scenari cambiano, soprattutto quelli economici, e quindi è indispensabile riuscire a chiudere queste partite in sospeso. Dopodiché abbiamo la grande sfida del recupero del patrimonio esistente, parlo di patrimonio edilizio, perché ci sono stati dei periodi storici dove l'urbanizzazione è stata particolarmente spinta, anche a causa magari di alcuni meccanismi amministrativi che costringevano un po' i comuni a ricavarsi la loro piccola zona industriale per avere poi del gettito fiscale. Ecco, qui va fatto un serio riordino, perché abbiamo evidentemente un surplus di offerta che per quello che riguarda la parte produttiva non ha più ragion d'essere, perché non c'è più tutta questa richiesta. Ci dobbiamo interrogare sul destino di questi fabbricati che attualmente sono abbandonati, sfitti. Ma il destino può essere quello, in alcuni casi dei capannoni, di essere abbattuti o riconvertiti? Beh, innanzitutto la prima chance è quella della riconversione, si tratta di capire quali destinazioni d'uso. Ospitare i profughi? Beh, oddio, magari cerchiamo qualcosa di un po' più costruttivo, insomma. Molti capannoni necessitano di essere ripensati innanzitutto per vedere che tipo di funzione possono svolgere. Penso ai servizi soprattutto, in certe zone industriali magari mancano i servizi, mancano gli asili nido per poter ospitare i figli delle persone che sono interessate, che lavorano nei paraggi. Mancano magari le mense per essere poi un punto di riferimento dove in pausa pranzo il lavoratore può andare comodamente a pranzare. Mancano questo genere di servizi e quindi questa è la domanda primaria a cui cercare di rispondere. Come è stata redatta la vostra lista civica? Lei appunto ci ha spiegato prima, con persone
che sono un po' l'emblema del fare, no? Quindi liberi professionisti, imprenditori e l'elemento che vi unifica qual è? Perché uno dire ok mi candido, lei perché Veneto del Fare e non lo so, lista Tosi piuttosto che altre liste civiche in supporto al Perché candidato? il paradigma, e onestamente è proprio una scelta che a me piace particolarmente, il paradigma dell'azione politica deve essere il fare, perché di politici che parlano, che promettono, soprattutto di questi tempi quando si è in campagna elettorale, si sentono sempre tante proposte, tanti slogan. Dobbiamo dimenticarci la politica delle chiacchiere e dobbiamo dimostrare concretamente di essere persone in grado di concretizzare progetti credibili e utili. Al di là dell'architettura e quindi dell'ambiente, del tema infrastrutturale, quali sono gli altri temi prioritari della vostra lista? Beh, sicuramente c'è un problema legato al mondo del lavoro. Bisogna cercare, per quanto possibile, per quanto di competenza della Regione, di stimolare tutti quei meccanismi che possano mettere in moto l'occupazione. Allora, ci si rivolge da un lato al mondo delle aziende, delle imprese artigiane, migliorando e strutturando in maniera più efficace tutto il sistema di finanziamento, di accesso al credito, dei confidi, di quant'altro garantisce le imprese quando devono compiere degli investimenti, perché gli investimenti poi generano occupazione. Dall'altro bisogna costruire un network che consenta al lavoratore di accedere a una banca dati unica che consenta di avere un panorama completo di quelle che sono le offerte di lavoro, di modo che possa, sulla base della propria preparazione, delle proprie competenze, poter valutare tutto quanto il mercato del lavoro offre e compiere conseguentemente delle scelte. Per questa banca dati e queste infrastrutture telematiche però forse il Veneto ha bisogno anche di una banda larga, di una fibra ottica un po' più... Assolutamente sì, anche perché poi proprio per sfuggire a quel meccanismo di cui parlavo prima, quando magari in passato ogni piccolo comune era forzato a organizzarsi, a creare una zona industriale perché aveva bisogno di un gettito. Allora adesso ci troviamo a dover rincorrere tutto questo universo di zone industriali con le infrastrutture che servono. Dobbiamo cambiare un po' prospettiva. Dobbiamo innanzitutto ragionare non più sui singoli comuni ma su aree un po' più vaste. All'interno di queste aree poi bisogna compiere delle scelte, quali aree privilegiare da un punto di vista strettamente manifatturiero, industriale manifatturiero, e quali invece riconvertire verso un tipo di economia molto più leggera, trasparente, diciamo così, fondata sui servizi, e quindi ovviamente per poi mettere queste persone, queste aziende nelle condizioni di poter produrre, dargli una connessione che sia all'altezza con i tempi che corrono. Per Vicenza, visto che lei rappresenta ed è capolista la circoscrizione di Vicenza, ci sono delle esigenze particolari, c'è un obiettivo da perseguire, non so, turistico piuttosto, so che insomma, la città di Vicenza sta riscoprendo questa vocazione turistica attraverso la Basilica Palladiana, allora volevo capire quali erano magari gli elementi su cui lavorare, su cui fare. Certo. Allora, sicuramente Vicenza sta cercando di sfruttare quello che è il suo principale monumento e poi di conseguenza anche tutti gli altri, quelli che vengono con l'occasione scoperti, no? Però deve diventare una città più accessibile sostanzialmente. Più accessibile vuol dire, per quello che riguarda le competenze della Regione, risolvere la partita dell'alta velocità. Adesso c'è una bozza di progetto che comunque diciamo non sgombera il campo da potenziali osservazioni anche critiche, si tratta di definire nel Lei è tempo... favorevole o contrario all'alta velocità? Io sono favorevole. Però, per qualche però? Per quello che riguarda il tratto vicentino ci sono delle criticità. Il primo progetto proposto parlava di un tunnel che passava sotto Monteberico e non credo che sia una soluzione che così si concilia molto bene con il territorio. Ci sono alcune valutazioni strategiche a livello di tracciato interrato, non interrato, spostamento della stazione. Dobbiamo fornire alla città uno strumento utile e che ne migliori l'accessibilità anche per i flussi turistici.
Io ringrazio Carlo Rigon, come avrete visto ho dedicato a lui più tempo rispetto agli altri candidati, ma è il rappresentante della lista Veneto del Fare, quindi cerchiamo di dare spazi più o meno equivalenti in termini di tempo alle liste a seconda appunto dei membri e dei rappresentanti che sono qui a rappresentarle. Ringrazio Carlo Rigon, capolista Veneto del Fare e candidato alla presidenza della Regione Veneto Flavio Tosi. 7 in punto, prosegue subito dopo la pubblicità. Grazie. Grazie.